Lo stress che viene causato da queste persone che sono di fatto dei caregiver crea poi delle patologie all'interno del nucleo familiare perché la sofferenza crea sofferenza che poi si trasforma anche in patologie. È un appello accorato quello che i pensionati autonomi rivolgono alle istituzioni. Approvata nel marzo dell'anno scorso, la legge 33 sui caregiver rimane ancora in attesa dei decreti attuativi. In Veneto gli anziani che vivono in condizioni di non autosufficienza sono circa 328.000, per la maggior parte assistiti dai loro familiari. Queste persone non chiedono nulla di vivere decorosamente e decentemente e anche i loro familiari hanno diritto di vivere una vita serena senza troppe sofferenze. Svolgono un lavoro continuativo per queste persone che a loro vogliono bene. Bisogna cominciare a pensare di dare una regolamentazione anche a queste figure di familiari che lavorano presso la loro famiglia, presso i loro cari. Un carico silenzioso che si traduce in stress, isolamento, impoverimento. Fenomeno noto ma sottovalutato, il burnout dei caregiver familiari è una realtà crescente, con ricadute gravi sulla salute psicofisica. In assenza di una rete di sostegno, l'intero sistema rischia di implodere sotto il peso di responsabilità, sostiene il presidente ANAP Veneto Severino Pellizzari, sempre più sbilanciate sulle famiglie. Bisogna fare qualcosa perché la popolazione invecchia, le persone che assistono questi altri cittadini, anche loro stessi soffrono delle patologie. Mancano i soldi, mancano i fondi. Bisogna rifinanziare la legge 33.